Assessore, oggi ha incontrato le categorie economiche, un primo passo importante. Come è andato questo incontro? Beh, molto, molto bene, c'erano tutti e questo davvero m'ha reso felice perché abbiamo iniziato un percorso condiviso, un percorso importante di unione del Friuli Venezia Giulia. Io in questi incontri ho chiesto la condivisione di idee, programmi per il futuro. Io dico sempre la politica deve essere a disposizione dei cittadini, la politica deve essere a disposizione delle associazioni. In questo caso ho voluto raccogliere istanze per poter scrivere assieme le nuove regole che dovranno caratterizzare l'economia della nostra regione. Quali i temi emersi? Ma guardate, il tema numero uno a fattor comune è formare, la formazione, l'importanza della formazione per quanto riguarda le istanze, gli addetti ai lavori delle nostre imprese. Tema numero due, riqualificazione delle strutture ricettive della nostra regione, poi burocrazia, poi rivitalizzare i centri storici, insomma tutti temi che a me stanno assolutamente a cuore. Mi ha fatto piacere vedere che è un desiderata condiviso un po' da tutti.